Nuovo piano di razionamento definito dall'autorità di bacino e misure per mitigare la siccità che comporterà una riduzione delle forniture d'acqua per garantire a tutti i territori l'approvvigionamento e contemporaneamente accelerare gli interventi per la mitigazione della siccità. E saranno 3 i cantieri per la trivellazione di nuovi pozzi aperti da Sicilia Acque. A Caltabellotta, nel campo Favara di Burgio e in contrada Zacchia Prizzi. In quest'ultimo i lavori sono cominciati da pochi giorni. Nel frattempo è stato definito con l'autorità di bacino un nuovo piano di razionamento dopo quello scattato a gennaio. Saranno complessivamente 93 i comuni serviti da Sicilia Acque, compresi nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, per un bacino di circa 850.000 residenti. Le riduzioni della portata d'acqua saranno comprese tra il 10 e il 45% a seconda degli acquedotti che alimentano i serbatoi comunali. Le punte maggiori sono previste in 15 centri del Nisseno e dell'Agrigentino che dipendono dal sistema Fanaco. La decisione è stata presa di concerto con le autorità regionali e conseguente alla situazione di severità idrica in atto in Sicilia e tende a conciliare il soddisfacimento del fabbisogno delle persone con la necessità di salvaguardare gli invasi. Entro il mese di marzo è prevista la conclusione della trivellazione a Caltabellotta di un nuovo pozzo ed entro aprile si prevede di rendere operativo l'altro pozzo sulla falda Favara di Burgio.